Si è svolto ieri il primo incontro tra le segreterie provinciali dei sindacati confederali e di categoria e il presidente del CUA, professor Pietro Busetta. CGIL, CISL e UIL non possono che prendere atto con soddisfazione del fatto che il presidente Busetta condivida le preoccupazioni espresse dal sindacato e hanno ribadito che la condizione essenziale per proseguire è chiarire tutti gli aspetti e i rapporti con i diversi soggetti. Occorre stabilire sia il rapporto con la Regione e con l'ex provincia che con quello dell'Unipa, come anche il rapporto con il Comune, che è il socio di maggioranza di Agrigento, e con gli altri soci, questo per restituire serenità economica e il percorso del CUA. Insieme a ciò occorre ridefinire il senso e la mission dell'ente. In ultimo occorre mettere mano alle questioni relative al personale, valorizzando sia quello interno e stabilizzando quello precario. Sugli obiettivi del CUA le posizioni del neopresidente e quelle del sindacato agrigentino sono sovrapponibili. Occorre sì rilanciare il CUA di Agrigento, riconfermando i corsi che hanno fatto la storia e puntando su alcune possibili eccellenze che possono candidare Agrigento come attrattore archeologia, accoglienza, mediazione linguistica, culturale, turismo ed agroalimentare. Ma accanto alla formazione fare del CUA un laboratorio di idee per lo sviluppo della provincia, un luogo di incontro delle istituzioni e delle forze economiche e sociali di elaborazione della provincia di domani a partire dalla vicenda Agrigento 2020. La CGIL, la CISL e la UIL di Agrigento continuano l'impegno per il rilancio del consorzio universitario e seguiranno con attenzione l'azione della Presidenza esattamente come hanno fatto con le altre, perché continuano a ritenere utile al rilancio di questa terra la presenza dell'Università di Agrigento. Intanto, sempre nella mattinata di ieri, il presidente provinciale della CNA di Agrigento, Mimmo Randisi, ha incontrato nelle sedi di Calcarella il neopresidente del CUA, dottor Busetta, con il vicepresidente Giovanni Di Maida. È stato un momento di confronto cordiale e proficuo, ha affermato Randisi, nel corso del quale sono stati affrontati temi legati allo sviluppo locale attraverso il coinvolgimento dell'attività accademica. La nostra disponibilità è stata ben accolta e gradita ai vertici del Consorzio Universitario di Agrigento. Il professore Busetta ha così manifestato un grande interesse e attenzione rispetto alla nostra volontà di instaurare un fattivo rapporto di collaborazione con il Consorzio, tenuto anche conto della vocazione del territorio e del ruolo delle funzioni della CNA, evidenzia Randisi. Il ragionamento si è sviluppato attorno a un preciso progetto che vede al centro del percorso formativo il turismo e l'agroalimentare come due settori importanti sui quali poter investire per ridare linfa e slancio all'intera economia agrigentina.